Al vaglio degli uffici della Regione il progetto definitivo per il nuovo depuratore di Chiavari, città metropolitana, difficile prevedere i tempi ma siamo fiduciosi. Il coraggio degli apostoli proviene dallo Spirito Santo ed è lo stesso che sostiene i martiri di oggi, così Papa Francesco all'udienza generale riflettendo sul dono del discernimento. Il crocifisso, cuore della vita e dei rapporti tra persone, Borzonasca ha rinnovato la devozione alla Santa Croce profondamente radicata nella comunità. Aperte le iscrizioni per il servizio civile nelle sedi della Croce Rossa del Tigullio e della Fontana Buona, l'unico in Liguria a prevedere tutoraggio per l'inserimento nel mondo del lavoro. 28 ragazzi dai 15 ai 19 anni coinvolti nel progetto di cittadinanza globale promossa dal De Ambrosis Nata di Sestri Levante, obiettivo accrescere la consapevolezza di essere cittadini europei. Comici in scena per donare un sorriso ai bambini, sabato alle Clarisse di Rapallo, Cabaret Live Show. Lo spettacolo aiuterà l'associazione Arché a garantire cure gratuite ai piccoli in difficoltà. Nel ricordo di Franco Orio rinnovata la passione per lo sport e per la comunità nel quartiere di Sant'Anna a Rapallo, una giornata di festa iniziata con la messa e conclusa con una raccolta solidale. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Tigullio oggi. Torniamo a parlare di depurazione delle acque. L'iter per la realizzazione di un nuovo depuratore a Chiavari e Lavagna è leggermente indietro rispetto a quello di Sestri Levante, che ha potuto presentare il progetto definitivo. Nel caso di Chiavari, infatti, il progetto è tuttora al vaglio degli uffici regionali. Nei prossimi giorni l'amministrazione comunale chiavarese incontrerà i tecnici di reti per fare il punto della situazione. Il progetto definitivo del nuovo depuratore di Chiavari è all'esame degli uffici della Regione per l'iter autorizzativo. È già stato presentato in Regione per l'attivazione del procedimento unico regionale con data 7 di agosto e sono già decorsi i termini per la consultazione della completezza progettuale. L'impianto sarà collocato nella zona oggi inutilizzata della Colmata, servirà Chiavari e Lavagna con un collettore fognario che passerà sotto uno dei ponti sul fiume Entella e non sul suo fondale. I tempi sono difficili da definire, però la città metropolitana ha definito, spero in maniera univoca, la localizzazione dell'impianto. I lavori stanno andando avanti, per cui c'è positività sul fatto che finalmente anche in quella sede venga realizzato un nuovo impianto di depurazione. Il sindaco di Chiavari, Marco Di Capo, ha ribadito lunedì all'assessore regionale Giacomo Giampedrone la volontà dell'amministrazione comunale di procedere secondo il progetto prefissato. Realizzazione del depuratore con contestuale potenziamento delle opere di difesa a mare e quindi creazione incolmata del campus scolastico, con impianti sportivi, realtà commerciali, posteggi gratuiti nella soletta che sarà realizzata dal gestore del servizio idrico contestualmente al depuratore. Quindi collegamento con il fronte mare chiavarese per avere una passeggiata che dalla foce dell'Entella arrivi fino a Preli. Da parte di Città Metropolitana ha ribadito l'interesse alla realizzazione del nuovo campus. Per Città Metropolitana la realizzazione del nuovo campus scolastico resta subordinata a quella del depuratore? Beh, teoricamente sì, obiettivamente per l'importanza che ha un'opera di questo tipo per la comunità, per la città metropolitana e in fondo anche per Regione Liguria alla luce delle infrazioni europee in cui siamo. Detto ciò, sono sicuro che l'amministrazione di Chiavari riuscirà a gestire al meglio questa situazione, senza nessun dubbio. 2.000 euro di multa sono state comminate dalla Guardia Costiera al personale di un peschereccio intento nella pesca a strascico nel periodo di fermo di questa attività. Oltre alla sanzione amministrativa sono stati assegnati 6 punti di penalità al titolo professionale di capobarca e altrettanti punti alla licenza di pesca ed è stata sequestrata la rete utilizzata. I militari, effettuando un controllo incrociato tra le dichiarazioni di sbarco, le note di vendita del pescato e le informazioni su posizione, rotta, velocità trasmesse dal peschereccio attraverso gli apparati di bordo e registrate dalle strumentazioni disponibili in sala operativa, hanno accertato che l'imbarcazione multata ha effettuato una battuta di pesca lo scorso 16 settembre, ovvero in occasione della prima giornata di arresto obbligatorio. Il cosiddetto fermo tecnico, disciplinato di anno in anno con apposita disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, è una misura volta a tutelare la fauna ittica e garantire un migliore equilibrio tra la risorsa biologica e l'attività di pesca.
L'incendio boschivo divampato in località Bevena a Borzonasca è stato spento intorno alle 15 di oggi pomeriggio. Il rogo era scoppiato ieri sera, ma le operazioni di spegnimento sono andate per le lunghe a causa delle caratteristiche della zona, molto impervia e difficile da raggiungere via terra. Proprio per questo motivo l'estinzione è stata portata avanti principalmente dall'elicottero dei Vigili del Fuoco di Genova, che si è rifornito al lago di Giacopiane. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Chiavari, i VAB di San Colombano, i Carabinieri di Borzonasca. In totale sono bruciati circa 4 ettari di area di arbusti e di pascolo, nessun danno ad abitazioni o persone. Questa mattina intorno alle 9 una donna ha perso il controllo dello scooter ed è caduta in una delle gallerie autostradali tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova lungo l'autostrada A12. Sul posto è intervenuta l'automedica di Lavagna per prestare i primi soccorsi. La conducente è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna dall'ambulanza della Croce Rossa di Chiavari. E i carabinieri di Casarzalincore hanno individuato l'autore di una ennesima truffa online. Aveva ricevuto 400 euro per l'acquisto di un orologio senza mai consegnarlo all'acquirente. Un 34enne ed un 23enne sono stati denunciati per truffa dai carabinieri in seguito alla segnalazione di un 47enne abitante nel paese della Val Petronio. I carabinieri di Rapallo hanno tratto in arresto invece un 33enne colto in flagrante mentre cedeva dosi di hashish a 2 persone. Gli agenti lo hanno notato durante un normale servizio di controllo e quindi bloccato e identificato. L'uomo aveva con sé 98 grammi di hashish e una modica quantità di eroina, oltre a strumentazioni varie per il taglio e il confezionamento. Il 33enne, già con precedenti, è stato arrestato e processato per direttissima. Apriamo ora la pagina ecclesiale. Il coraggio degli apostoli proviene dallo Spirito Santo ed è lo stesso coraggio che sostiene anche i martiri di oggi. Papa Francesco ha proseguito questa mattina la serie di catechesi dedicate agli atti degli apostoli. Al centro della riflessione il dono del discernimento e la capacità di porsi in ascolto dello Spirito Santo per saper vedere il passaggio di Dio nella storia. La sintesi di Radio Vaticana. Il Papa ricorda che gli apostoli non si erano lasciati intimorire dal divieto dei giudei di predicare, forti dell'alleanza dopo la Pentecoste con lo Spirito Santo. Quello degli apostoli, continua, è lo stesso coraggio che anche i martiri del nostro tempo testimoniano e cita l'esempio 4 anni fa di quei copti ortodossi cristiani sgozzati sulla spiaggia della Libia mentre pronunciavano il nome di Gesù. La determinazione degli apostoli, prosegue il Papa, fa tremare il sistema religioso giudaico, come suscita reazioni violente anche oggi da parte di chi combatte il cristianesimo, ma ciò che porta alla firma di Dio è destinato a durare. I progetti umani falliscono sempre, hanno un tempo come noi. Pensate a tanti progetti politici e come cambiano da una parte all'altra in tutti i paesi. Pensate ai grandi imperi, pensate alle dittature del secolo scorso. Ma si sentivano potentissimi di dominare il mondo e poi sono crollate tutte. Pensate anche oggi agli imperi di oggi. Crolleranno se Dio non è con loro, perché la forza che gli uomini hanno in se stessi non è duratura. Soltanto la forza di Dio dura. Così afferma Papa Francesco anche nella storia della Chiesa, nonostante tanti peccati, tanti scandali, non è crollata perché Dio è lì e Dio sempre salva. Borzonasca ha rinnovato la devozione al Santissimo Crocifisso, profondamente radicata nella vita della comunità. Monsignor Alberto Tanasini ha celebrato l'Eucaristia nella chiesa parrocchiale intitolata San Bartolomeo, che custodisce la preziosa reliquia giunta in paese nel 1600. Cristo crocifisso è il rifugio, è colui dal quale ci si aspetta il sostegno, la consolazione, l'aiuto in ogni circostanza. Borzonasca volge spontaneamente gli occhi al crocifisso, cuore della vita della comunità parrocchiale. Nel giorno della memoria liturgica dell'esaltazione della Santa Croce, Monsignor Tanasini lo ha ricordato, celebrando l'Eucarestia in occasione della solennità del Santissimo Crocifisso, invitando a porre la devozione alla croce al centro dei rapporti fra le generazioni ma anche fra le persone. È bello che noi ci affidiamo a Lui,
che noi confidiamo in Lui, ma sapendo fino in fondo che cosa chiediamo. Chiediamo di vivere davvero in pienezza la vita eterna. Per Borzonasca la solennità del crocifisso è un momento estremamente importante che manifesta fede e devozione autentica. Lo ha confermato il parroco Don Daniele Beronio, che ha vissuto per la prima volta questo appuntamento con i fedeli della Valle Sturla. Pur essendo venuto da poco qui si sente, ecco, questa importanza, questa enormità, no? questo sentire il crocifisso al centro della propria vita. Credo che dovremmo spingere proprio perché il crocifisso sia sempre più il centro della vita della nostra vita, sia sempre più sentito come il cuore del cristianesimo, come quell'atto di amore che anche noi ci interpella e che anche noi siamo chiamati a vivere nella nostra quotidianità, con i nostri gesti, le nostre scelte e il nostro modo di amare, quindi un po' tutta la nostra vita è compresa. La chiesa parrocchiale di Borzonasca, intitolata San Bartolomeo, è stata elevata alla dignità di santuario del Santissimo Crocifisso nel 1942. La reliquia venne trasferita nel 1600 dall'abbazia di Borzone all'oratorio dei Santi Giacomo e Filippo. Nel 1811, a seguito della soppressione napoleonica dell'oratorio, l'effigie venne trasportata nella chiesa parrocchiale, dove è stata posta sull'altare maggiore. La Santa Croce è sempre stato il tesoro più caro e più prezioso di Borzonasca, ieri, oggi e domani, e sicuramente lo sarà proprio nel cuore di tutti, perché è stata una gioia, una grazia particolare averla qui nel nostro santuario, dove è stata traslata nel 1811, da allora a oggi si venera qui in questo altare e tutti quanti siamo legati a lei. Dal 1° ottobre verranno chiuse 5 biglietterie in altrettante stazioni ferroviarie liguri: Recco, Genova Pegli, Varazze, Pietraligure, Taggia, Arma. La notizia, comunicata da Trenitalia, ha destato profondo clamore. Il capogruppo regionale di Lega Nord, Franco Senarega, ha presentato quest'oggi un'interrogazione urgente al fine di scongiurare la chiusura, chiedendo alla Giunta Toti di assumere al più presto opportune iniziative per tutelare i cittadini. Anche il consigliere del Movimento 5 Stelle, Fabio Tosi, ha depositato un ordine del giorno sollecitando un'azione da parte dell'amministrazione regionale. Andiamo ora sulla nostra pagina del sito internet teleradiopace.com per parlare del parco di Portofino. C'è infatti una richiesta da parte del presidente dell'Associazione Amici del Monte di Portofino, Daniele Granara, che chiede un incontro urgente con il ministro all'ambiente Sergio Costa. L'intenzione è quella di ribadire la proposta di istituire il Parco Nazionale di Portofino a salvaguardia dell'ambiente. È stato presentato questa mattina nella sede del Comitato di Cogorno della Croce Rossa il progetto di servizio civile che si svolgerà nelle sedi del Tigullio della Fontana Buona. Il bando è rivolto a giovani dai 18 ai 28 anni e oltre alla formazione offre un servizio di tutoraggio per facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro. Sono aperte fino al 10 ottobre le iscrizioni all'anno di servizio civile presso la Croce Rossa Italiana. Il progetto, portato avanti dai comitati di Tigullio e Fontana Buona, offre ai giovani dai 18 ai 28 anni l'occasione di un'esperienza dal grande valore formativo e umano. Diciamo è importante fare l'anno di servizio civile anche nelle altre associazioni, diciamo. E nella Croce Rossa trovano il valore aggiunto che vengano formati in un certo modo, diciamo, un po' più precisino e forse siamo un po' più esigenti. Quest'anno, oltre alle tradizionali attività di soccorso, è previsto un percorso di tutoraggio che possa aiutare i ragazzi ad inserirsi nel mercato del lavoro, dalla valorizzazione delle proprie attitudini alla stesura di un curriculum. Accompagnerà i ragazzi negli ultimi mesi del percorso di servizio civile con una parte in aula e una parte invece individuale che ha proprio lo scopo di aiutarli poi a inserirsi nel mondo del lavoro sfruttando quelle che sono state le competenze acquisite durante il percorso di servizio civile e aiutarli ad avere un approccio rispetto a quello che poi sono le realtà e le aziende territoriali. Quindi una parte in cui si valuterà insieme quello che è stato acquisito durante il percorso e poi un supporto proprio nel realizzare un curriculum, nel conoscere le loro competenze e aiutarli a trovare un'occupazione finale.
Un'esperienza di servizio che restituisce molto a chi vi partecipa. Questo uno degli aspetti principali che emerge ascoltando i ragazzi che hanno iniziato il servizio l'anno scorso. Ho deciso per fare servizio civile, però mi piace per fare volontario, per aiutare le persone disabili per quello. A me è una cosa che mi è sempre piaciuta fare il volontariato e c'era questa opportunità qua, quindi l'ho colta al volo perché è proprio un'esperienza bellissima e quindi sono contenta perché mi piace proprio aiutare le persone, penso come io, come anche i miei colleghi e sono molto felice, molto. Ricordiamo che i volontari del progetto di servizio civile saranno impegnati 5 giorni alla settimana per un totale di 25 ore e riceveranno un importo mensile di 439,50 euro. Le domande dovranno essere presentate online entro le ore 14 del 10 ottobre accedendo al sito domandaonline.serviziocivile.it. All'Istituto De Ambrosis NAT di Sestri Levante ha preso il via il progetto Cittadinanza Globale, 120 ore di lezioni e attività extracurricolari che hanno come obiettivo finale la crescita della consapevolezza di essere cittadini europei. Sono 28 i ragazzi dai 15 ai 19 anni che hanno aderito a questa esperienza formativa finanziata dal Fondo Sociale Europeo. Sentiamo. Si chiama Progetto Cittadinanza Globale perché lo scopo è quello di ampliare gli orizzonti dei ragazzi facendogli percepire l'appartenenza alla comunità europea. Sono lezioni ed attività extracurricolari divisi in 3 differenti moduli, ognuno affidato ad un esperto. Il modulo economico che racconta come l'Unione Europea affronti la sfida della globalizzazione, il modulo istituzionale che tratta le tematiche del civismo e della partecipazione attiva e il modulo dedicato all'apprendimento della lingua francese. Io l'ho voluto perché nelle ore mie del mattino, perché io sono docente di diritto ed economia, non ho il tempo di affrontare alcuni argomenti che sono molto interessanti a mio avviso ed è doveroso che da noi, da parte delle istituzioni, vengano fornite ai ragazzi. Ma soprattutto è la metodologia con la quale viene offerta questo contenuto che si vuole innovativa. Da una parte per poter combattere il problema della dispersione scolastica, ma dall'altra anche perché comunque con metodologie innovative si riescono a volte ad apprendere concetti che dal punto di vista frontale, formale, sfuggono alla comprensione per lo più. Non solo lezioni frontali in cui affrontare temi che nell'orario scolastico non trovano spazio, ma attività trasversali che prevedono anche visite a luoghi significativi delle istituzioni europee. La maggior parte delle ore non si svolgono a scuola, alcune si svolgono per esempio all'aria aperta, per esempio al Parco Nelson Mandela, altre il progetto ha un finanziamento, quindi ci consente di recarci anche per esempio andremo fino a Pisa, dove nella Scuola Superiore Sant'Anna si trova il Centro per gli Studi Europei e andremo anche a Como, a Milano, all'ufficio italiano del Parlamento Europeo. E poi anche in Confindustria a Genova. Genova è la capitale della cultura d'impresa quest'anno. Anche Lavagna entra a far parte del consorzio Liguria Together. Questa mattina è stato siglato l'accordo ufficializzando il ruolo di consulente esterno del presidente Francesco Andreoli. Liguria Together al momento conta oltre 50 operatori liguri da Genova a Porto Venere e nasce con l'idea di far conoscere le bellezze paesaggistiche della regione. In calendario è già prevista una fitta e programmata scaletta di incontro con le realtà più importanti della cittadina insieme all'amministrazione comunale al fine di poter realizzare un progetto di lavoro nel medio periodo. Per il secondo anno consecutivo nel quartiere di Sant'Anna Rapallo è stato organizzato il Memorial Franco Orio, una giornata in cui sono state messe al centro le tante passioni dell'indimenticato presidente dell'Alcione Basket. Franco è sempre presente. Ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo nel cuore, ce l'abbiamo sempre davanti. Purtroppo sono già 2 anni che se n'è andato e chiaramente mancare ci manca sempre. Cerchiamo di ricordarlo, di tenere sempre presenti i suoi insegnamenti e il suo esempio. Non è facile perché era una persona molto particolare.
tanti sport, alle spalle abbiamo il basket, ancora di più ricorda papà. Assolutamente sì, per 40 anni lui è stato presidente e traino dell'Alcione e portare avanti la sua eredità non è stato per niente semplice. Per cui la passione continua sicuramente, andiamo avanti cercando anche di migliorarci, facendo crescere i nostri istruttori, per cui di conseguenza anche il livello di ciò che insegniamo e che portiamo avanti settimanalmente in palestra. Cosa ti ricordi del nonno? Io del nonno ho sempre apprezzato molto e ammirato la sua intraprendenza e il suo coraggio, e penso che siano dei valori che mi ricordo un po' nelle mie giornate, nella mia quotidianità, per andare avanti anche nei piccoli problemi. Col titolo della giornata avete voluto scrivere in 3 parole, fatti di vita. Sì. In un mondo in cui ci si fa di tante cose per evitare di vivere e affrontare un po' le situazioni anche difficili, allora io penso che sia importante che quando si ci deve fare di qualcosa, farsi di vita fino in fondo, anche quando la vita ci propone momenti complicati, ecco. Sono aperte le prevendite dello spettacolo Cabaret Live Show, che sarà ospitato sabato prossimo alle 21:30 all'Auditorium delle Clarisse di Rapallo. Il ricavato sarà devoluto all'associazione Arché Onlus, destinataria delle offerte. Il sodalizio offre cure dentali gratuite a famiglie in stato di disagio economico. Sentiamo. L'associazione Arché Onlus in quasi 20 anni di attività ha curato circa 6.000 bambini provenienti da famiglie in situazione di disagio economico a carico dei servizi sociali o in strutture protette. L'idea, partita da Chiavari, si sta espandendo a livello nazionale. Stiamo portando il progetto da Chiavari, dove siamo nati, in varie regioni d'Italia, allo scopo di diventare nazionali e quindi di poter curare sempre più bambini e chiaramente annoverare sempre più dentisti di buon cuore che possano curarli. Attualmente sono 1.300 i dentisti che hanno aderito al progetto, offrendo volontariamente le loro cure a quanti vengano segnalati dall'associazione. La frase del nostro logo dice: qual è quell'uomo che non rende il mondo migliore avendo capacità e possibilità di farlo. I nostri dentisti hanno dimostrato di essere generosi e di avere capacità e disponibilità per aiutarci. A sostegno di Arché nell'ultimo anno sono stati organizzati una trentina di eventi. Il prossimo sarà ospitato a Rapallo. Sabato 21 al Teatro delle Clarisse di Rapallo e saranno con noi i comici Enzo Paci, Daniele Raco, Andrea Carlini e Andrea Di Marco, amici di Arché, quindi non solo generosi dentisti ma generosi comici che fanno questo spettacolo a favore del progetto Un dentista per amico alle 21:30 il sabato 21 settembre alle Clarisse di Rapallo. Sicuramente risate assicurate per i nostri comici di Brugia Baracche, Pirati dei Caruggi. Altra componente della mission dell'associazione è la sensibilizzazione di bambini e ragazzi sull'importanza della cura dentale e alimentare. Arché fa da tramite tra istituzioni, dentisti e pazienti al fine di migliorare la qualità della vita a chi altrimenti rinuncerebbe alle cure. Chi vuole parlare con noi, cioè il dentista che volesse aderire, chi volesse anche solo informazioni, il paziente che avesse bisogno di cure, può rivolgersi a noi in ufficio qua a Chiavari al numero 599 487, naturalmente 0185, 347 9602 102, gli stessi numeri che sono utili per contattarci e per la prevendita dei biglietti dello spettacolo del 21 settembre. Il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, ha testato di persona una nuovissima bicicletta di Mobike, un servizio di bike sharing gestito con lo smartphone e senza bisogno di stazioni, diffuso in città come Firenze, Milano, Padova. Il mezzo a pedalata assistita di nuova tipologia è analogo a quello che nei prossimi giorni entrerà in funzione a Bologna e che potrebbe essere interessante anche per la città di Santa Margherita Ligure. Dopodomani, venerdì 21 settembre, inizia il 7° corso di formazione per tutori volontari per stranieri non accompagnati organizzato dal Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Liguria, Francesco Lalla. Le lezioni si svolgeranno nella sede del laboratorio migranti del comune di Genova. Negli ultimi 2 anni in Liguria sono stati formati 116 tutori volontari per minori stranieri non accompagnati su un totale di 189 istanze che si aggiungono ai 23 già istruiti prima dell'entrata in vigore del
della legge in materia. Il garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Liguria è stato fra i primi in Italia ad emanare nel maggio 2017 il primo bando per tutori volontari, che è tuttora aperto. Il bando deve poi diventare tutore volontario, pubblicato sul sito del Consiglio regionale. E ora il consueto spazio dedicato alle notizie estere. Andiamo sul sito di nigrizia.it approfondendo una notizia che arriva quest'oggi dallo Zimbabwe. I vescovi denunciano le violenze della polizia contro i dissidenti. Con una lettera pastorale intitolata "Il fine non giustifica i mezzi", i vescovi dello Zimbabwe esprimono profonda preoccupazione per le notizie di incursioni notturne di sconosciuti uomini mascherati che molestano, percuotono, rapiscono, torturano e commettono aggressioni sessuali su persone che sono considerate voci dissidenti e che per la repressione violenta delle manifestazioni da parte della polizia. Nel denunciare le violenze commesse dagli organi di polizia del nuovo governo, i vescovi sottolineano che tali atti, che contraddicono la narrativa positiva della Seconda Repubblica dello Zimbabwe, non hanno posto in una società democratica e non dovrebbe esserci impunità per coloro che commettono questi crimini. Lunedì centinaia di medici sono scesi in piazza denunciando la scomparsa di un loro collega sindacalista che sostengono sia stato rapito dagli apparati di sicurezza. Dall'anno scorso decine di attivisti politici e sindacalisti sono stati sequestrati da sospetti membri delle forze di sicurezza. La maggior parte sono stati rilasciati dopo aver subito maltrattamenti. Sfogliamo ora l'agenda di Telepace per la giornata di domani e poi ci ritroviamo con le altre notizie di sport. Appuntamenti in agenda per giovedì 19 settembre. Apertura del Museo Archeologico di Chiavari in via Costa Aguta dalle 9 alle 14. Apertura alle visite del Museo del Merletto di Villa Tiguria Rapallo dalle 9:30 alle 14. Prosegue il ciclo di conferenze Santa Incontra organizzato dall'associazione Isaia Berlin. Alle 11:30 l'incontro con Maurizio Roi, sovrintendente del Teatro Carlo Felice, nello spazio aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure. Nel Palazzo Reale di Via Balbi a Genova, Luca Leoncini terrà la conferenza L'ingegno di Giacomo Durazzo, l'inizio alle 17:30. Alle 18, presso la Biblioteca del Mare di Riva Trigoso a Sestri Levante, si terrà l'incontro con Fini di Sabbia con padre Mauro Armanino. Si parlerà della situazione economica e sociale dell'Africa e delle persone che attraversano il mare Mediterraneo. Al centro Benedetto Acquarone di Chiavari si riunisce l'associazione regionale Club degli alcolisti in trattamento, che si occupa di aiutare le famiglie con problemi legati all'alcol. L'inizio alle 20. Parliamo di pallanuoto. Si è conclusa la tournée della Prorecco nella Silicon Valley in California. Da domani i ragazzi di Rudice torneranno a lavorare a Sori. Lo faranno portando con loro l'affetto californiano ricevuto in questi 10 giorni. Sentiamo il commento del presidente Maurizio Felugo. Siamo molto orgogliosi di essere in California, di essere a San Francisco, di essere in una città in cui ci sono delle realtà sportive straordinarie come i Golden State Warriors, in cui ci sono dei college e delle università favolose, in cui lo sport, in cui lo studio riescono ad andare di pari passo, cosa che noi in Italia, soprattutto noi sportivi, fatichiamo tanto a vedere e a trovare. Aver ricevuto l'invito da parte delle università come Stanford, come Berkeley e dei college per fare delle cliniche, per fare delle partite con questi ragazzi è un'esperienza incredibile, un'esperienza che ci permette di poter iniziare una stagione per la Prorecco lavorando insieme, lavorando in maniera differente, riuscendo a fare un mix di team building, di lezioni, di lavoro fisico con Ratko, Rudic e il suo staff, ma anche un modo per promuovere quello che è il nostro sport. L'idea delle cliniche in California nasce un po' dall'esperienza che abbiamo fatto durante l'anno con le nostre academy, sparse un po' in giro per l'Italia, dove cerchiamo di andare incontro a quelli che sono i nuovi pallanuotisti, i nuovi atleti, i nuovi giocatori di questo sport che in California fa dei numeri eccezionali, poi a livello di club non riescono ad avere un campionato competitivo come in Europa, ma vedere questi ragazzi, 200 ragazzi che imparano la tecnica del centro boa
dai nostri centroboa che stanno con Biac in porta e cercano di saltare da un palo all'altro, cercano di nuotare di fianco di Fulvio e capire come fa un dribbling, come fa una colombella. Vedere questi ragazzi sbalorditi dalla nostra squadra ci rende conto di che piacere, di che importanza sia vestire questa calottina e di questa società così importante. E concludiamo con una lieta notizia che vediamo anche attraverso il nostro sito teleradiopace.com. Ieri pomeriggio alle 15:20 è venuta alla luce Agnese Maria, figlia secondogenica di una cara amica e volontaria di Teleradio Pace, Deborah Garbarino, e del marito Andrea Balbi. Agnese, che al momento della nascita pesava 3,910 kg, gode di ottima salute, così come la mamma. La piccola è attesa a casa dalla sorellina Caterina Maria e dai nonni. A Deborah e a tutta la famiglia vanno le felicitazioni da parte dello staff di Telepace. Si conclude così questo appuntamento con l'informazione di Telepace, che ritorna domani mattina alle 7:30 in diretta Radio TV insieme a Marco Revello con il TG Rassegna Stampa, e poi la prima edizione di Tigullio Oggi alle 12:45. Vi ricordo che potete seguire tutti gli aggiornamenti e l'informazione nel canale 187 di Telepace News. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di serata.